I nostri giocatori sono molto attenti a quella che è la crescita del nuovo Friuli, ma non solo. Martin Jorgensen torna a fare visita al Friuli e torna a fare visita a quello che è il nuovo Friuli, insomma un colpo d'occhio decisamente interessante, bello come te l'aspettavi? No, non mi aspettavo niente, l'ho visto l'altro ieri passando, è bellissimo. Vorrei tornare giovane un'altra volta per giocare qui. Sarebbe bello sicuramente ritrovarti, tanti ricordi ti legano a questo stadio, vederlo così, insomma, penso che scateni anche un po' di emozioni particolari, è un po' difficile magari tornare al passato, per fortuna c'è l'arco che aiuta. C'è l'arco e... No, era bello giocare anche 15 anni fa, ma a giocare in uno stadio così dovrebbe dare qualcosa in più ai giocatori. Ripeto, io se potevo tornare indietro e iniziare ora a giocare qui sarebbe bello e dare entusiasmo. Ti avrebbe ripreso sicuramente l'Udinese perché insomma, il tuo talento è rimasto vivo e nella mente del cuore dei tifosi, però ti chiedo anche quello che è un parere sull'Udinese del presente, stai continuando a seguire la formazione che si appresta ad una nuova stagione e con un impianto così si vuole fare sicuramente bene. Per dire la verità l'ho seguito poco, l'Udinese anche il Serie A in generale, perché in Danimarca è un po' più difficile da seguire, però è uno stagione nuovo e credo che bisogna lavorare e se lavori per bene i risultati vengono. E poi credo anche con questo stadio qui qualcosina in più, qualche punto in più si riesce a tirare fuori. Abbiamo seguito anche poi il proseguimento della tua carriera, hai giocato ancora molto in Danimarca e poi adesso sei passato nello staff, stai dando una mano anche nella crescita di quelli che sono i nuovi prospetti del calcio danese. Sì, ho allenato una squadra dell'Onda 14 della la mia vecchia squadra Aarhus, poi sono nel staff tecnico del nazionale, sto imparando un po' il mestiere, poi faccio anche un po' di TV così per vedere che succede dall'altra parte. C'è qualche calciatore danese che magari può arrivare un giorno a vestire la casacca dell'Udinese o magari anche approdare nel calcio in Serie A qui da noi interessante? Spero di sì, ma i danesi che vanno all'estero in questi anni hanno difficoltà di sfondare e di rimanere perché credo che il gap tra Danimarca e l'estero è diventato un po' più grande. Però mi auguro che fra qualche anno almeno viene fuori mio figlio e lo mando qui. In chiusura c'è un messaggio che vuoi mandare ai nostri tifosi che insomma ti hanno un po' sempre nel cuore? No, solo di continuare a seguire la squadra e poi che cosa ti dicevo quella volta dei mandi. Quelli che sono i nuovi prospetti del calcio danese. Sì, ho allenato una squadra dell'Onda 14 della la mia vecchia squadra Aarhus, poi sono nel staff tecnico del nazionale, sto imparando un po' il mestiere, poi faccio anche un po' di TV così per vedere che succede dall'altra parte. C'è qualche calciatore danese che magari può arrivare un giorno a vestire la casacca dell'Udinese o magari anche a... I nostri giocatori sono molto attenti a quella che è la crescita del nuovo Friuli, ma non solo. Martin Jorgensen torna a fare visita al Friuli e torna a fare visita a quello che è il nuovo Friuli, insomma un colpo d'occhio decisamente interessante, bello come te l'aspettavi? No, non mi aspettavo niente, l'ho visto l'altro ieri passando, è bellissimo. Vorrei tornare giovane un'altra volta per giocare qui. Sarebbe bello sicuramente ritrovarti, tanti ricordi ti legano a questo stadio, Dare entusiasmo. ti avrebbe ripreso sicuramente l'Udinese perché insomma, il tuo talento è rimasto vivo e nella mente del cuore dei tifosi, però ti chiedo anche quello che è un parere sull'Udinese del presente, stai continuando a seguire la formazione che si appresta ad una nuova stagione e con un impianto così si vuole fare sicuramente bene. Per dire la verità l'ho seguito poco, l'Udinese anche il Serie A in generale, perché in Danimarca è un po' più difficile da seguire, però è uno stagione nuovo e credo che bisogna lavorare e se lavori per bene i risultati vengono. E poi credo anche con questo stadio qui qualcosina in più, qualche punto in più si riesce a tirare fuori. Abbiamo seguito anche poi il proseguimento della tua carriera, hai giocato ancora molto in Danimarca e poi adesso sei passato nello staff, stai dando una mano anche nella crescita di quello così, insomma penso che scateni anche un po' di emozioni particolari, è un po' difficile magari tornare al passato, per fortuna c'è l'arco che aiuta. C'è l'arco e... No, era bello giocare anche 15 anni fa, ma a giocare in uno stadio così dovrebbe dare qualcosa in più ai giocatori. Ripeto, io se potevo tornare indietro e iniziare ora a giocare qui sarebbe bello e